Salute a voi e grazie di essere venuti a mi visitare questo merito in questa consulta degli anziani di Elmas. Ma questo è un piacere in mano, perché stai facendo una cosa di importo, prodotto s'isola, e non Grazie, scette questa isola, manca il prodotto s'Italia, grazie. e ti si conta di questo? E te si conta, su che contano questa gente a me, in 12 anni su che giro sta Sardegna, mi ha cambiato la vita, è inutile che non lo posso negare, mi ha cambiato la vita. Cioè è cambiata anche bene, hai capito? Sei felice, sei contento. Io quando mi diventavo un centenario, io sono l'uomo più felice del mondo, sono contento. E dopo oggi un programma e ando subito. Poi te prima di un intervisto, prima di un fotografo e mangio se prodotto. Ormai sa ragione mia di vita, il mio, come si chiama, sul mio cittadinanza è questo di andare dai centenari. Non c'è altra cosa. E te è una cosa che queste persone contano normalmente, un insegnamento che... Ma intanto loro sono vissuti, sono vissuti in periodo diverso del nostro. Perciò sul centenario quando andando a Luccicani Domus è sempre gentili, sempre, quando torna a Magattai e non ti vai ad andare mai senza dedinare a villa ad usare con bidausu. Questo sempre. Guarda, posso in testa mischino su povero, su piccicà a terra, però uno tecinante, finché c'è un caffè, anche senza biscotti, pistocco, però su caffè sempre. Questa è la cosa. E poi ti racconto un aneddoto bello, perché è una cosa bella. Io andavo a Sarule a fotografare questa centenaria, mi hanno trasferito in Nettasa e arrivo a Sarule, quando avevo questa macchina fotografica, non volevo da fotografare. E da andare in netta, zia, e questo è un ispettore semplice, vuole aumentare questa menzione. Ah, tanno sì, a voglia e voto, vedi come sono, sono proprio... No, questa è storia. tempo scrivo questo? No, ma ci punti aneddoti a centinaia di questa gente, bellissimo. Te ne dico un altro de zona, a Samassi, in comuni, che io ho portato la mostra in tanti comuni. Samassi è uno dei vidas che mi ha sempre apprezzato, ma già è 10 anni fa. E portato questa mostra in comuni e ci vianta 3 centenarios in comuni. Bella festa, tutto su sindaco, ponendo, applicando questa mostra, guarda, una cosa bellissima. Enrico si chiamava su sindaco. E ci via quest'uomo che tenia 104 anni, zio Silvio Gadoni. Zio Silvio, sanno che vieni quando vai a 105 torna a fotografare. Ah no, che da gatta stui. Hai capito? Hai capito? No, sono una cosa, intendi questa gente. Cioè noi abbiamo tenuto interviste a centinaia, se non a migliaia, io di buongiorno ogni dì, anche se è morto, io metto, li ricordo anche i morti, no? Una cosa bellissima. Ci sono delle storie su bambini che hanno passato, non mi indiollano questa gente, io non accetto tutto questo cibo centenario, questo. Io ho conosciuto questa gente solo questione di me, di papà e pago, che non ci indiada. Perciò che non intendo tutto il cibo dei centenari che si è venuto inventato, devono essere d'accordo. Ogni tanto mi lascio andare, non molto, perché posso anche rispettare, però sono funti baulas. Hai capito? Funti baulas. Marketing. Oh, bravo, addirittura mo sta 3 è proprio un'altra cosa. Io ho pubblicato su vari orrori dei centenari, perché orrori hanno avuto centenari di 112 anni e 20 anni fa è nato questo umani. Ma è buonissimo, ma non di un audeo, è buonissimo. Infatti si è andato a ordinare, ci da passata, oggi si è andato contento, perché mi conosce, Pierino, addirittura... Oh, oh, ciao, un mordazzoso mi dà da regalare. Andavo Pierino, tocca, dove si fa il pubblicitario, per dire no. E ho preso il formaggio, un po' di vino, poi no, portiamo, ecco. I centenari
E poi volevo portare anche altra cosa, però non l'ho fatto perché centenari mangiavano tutti i legumi, che ti credi? Fa bollita, fa minestra, minestrellati, minestra casifitta, tutto cosa aici. E io ho visto adesso, non voglio... Oh, ciao Francesca! Gra- Grazie, ciao, ciao, tante belle cose. Asa compendio. Perciò non va bene andare queste faulas. Abbiamo visto una cosa del cibo che non è possibile andare queste cose. Se sta a pigliare in giro questa storia di questa gente, è a pigliare in giro, ma quando mai, adesso non mi ricordo, perché ci siamo stati per curiosità un giorno. Mo sta dianta fatto su mani sul caso della longevità della Burzon con acqua e mari. Aio, con acqua e mari, e te che sa quando è pulia. No, e te che sa, l'altro giorno l'hanno, cioè, ma dai, tu a chi nipoti, dai. Loro facevano il formaggio in domo a Santiga, non ci veniva a scasificio, no, e dove iano, però A me da Nanta che in verità non è meta stressato. Tutte queste persone che vivono in meta, vivono tranquillo, hanno da se bevi tranquillo voi mangiano poco, va a pantavago, loro i suspappano tanto basta, lo dicono. No, infatti non bisogna mai centenario o centenario, sono tutti piatti, tutto batto, perché mangiano quanto basta. E non scetti noi, pure il giapponese, che è un altro di questa blu Anche no va a pantavago. finta savezza, pochissimo, Certo, una volta sascina, certe interviste manca lo spago. saputa fatta in domo, poi festa, se, mica un niadì, poi festa, capito? Non ci individuo, ci piace fame, mentre abbiamo suonare in Si via fame, però non depesi raccontare su chi non è cibo a quattro ganasce. Io, guarda, Dio ha provato questa passione, mi piace, non sei uno studioso, non sei un rispetto, però commenti in un amico mio, un grande personaggio, in area da Pirino Vargio è andato a uscire in domo e tocca con mano su chi è passato. Però poi c'è gente di gusto che non si muove del domo, non di poi andare su culo e terra, non ha gusto, e poi scrinti, hai capito? Ma da penso che uno professore di antropologia che ha ascoltato tutto sul raballo che facendo i postei e adesso è pregiato. Sì, io È un capitale. ho conosciuto signori studiosi che mi hanno apprezzato, ne ho conosciuto, e poi non è che potevo spiacere a tutti, duscisi, a voi, questo che gira a Sardegna, è entrare in tutto il domo dei sadus, ma lo sai cosa? Io quando vado a Orgosolo, in chiesa, ando a sacrestia, saluto su predica, mi conosce, e poi da fotografo tutto. I becci c'è da tutto su, perché hanno anche fiducia, no? Certo. Perché io poi ho dentro sempre un bello rapporto con Sagresia, perciò tutte le processioni, Decimo, Sant'Efisio, Teulada, Sant'Antioco, tutte le processioni. Io sono nato in processioni religiose e nasce questa passione di questa beccicedda. E ancora quando, ma adesso vaga più strinto, perché non mi permette di vai. In questo ci do un raso, manca che qualcuno che ascolta in sì fosse rimota. Non scidi che Fustei ha fatto anni e anni, tutte le processioni di questa Sardegna. È già docenti, docenti. I scientifici Anche i giovani sono docenti. No, giovane no, anche perché praticamente a fare il voto ha iniziato quasi 15 anni. 15 anni, ok. Poi vai a processioni attivata è di una bellezza, è Sant'Antioco. Ma che bellezza! Ma tu non si canto di gusta sfonti morta, sa? E hanno voce sa voto mia in stumbas. Perché mi hanno chiamato. Grande soddisfazione. No, manta zirriamo, no, vieni a mamma di piacere a me da questa volta che da sabato. Ma me da sa, sempre. Di tutta questa Sardegna, no? Non solo Questa è una di... bella soddisfazione. Beh, sì, e Se sono... devo, ogni tanto faccio devo Beh, fotografia. E quando ascolta, si dà avanti come un ascolta, tappettino,
Fai piacere, Ascolta, oh. ti devo dire, c'è stata gente che mi hanno devono essere come si è fatto per dire non si è fatta mai fotografare manco de noso, netta sa, e di lui si è fatta fotografare. Questo ve lo dico perché me l'hanno detto, è storia, questa è storia proprio. Perché poi pigliasi esperienza, ti devo sapere, a sinistro non è stato facile, non è che a sinistro disponía in posa, no, devo tenere un voto su, non so se da sei via, sa che mi corre su Mazzucco, a Paoli Lattino, sì, io ogni tanto le metto, come era, no, è un'altra idea, a Tirsu, correndo, è a Desolo, a Desolo con la mano che scova. Però mi orienti bene, a Desolo mi corri con la mano che scova e poi mi dà bin sa mostra e venni a visitare questa mostra. No, per dire, capito? Era anche in tono, Certo. non di cattiveria, ma mi verri, capito? Perciò all'inizio però poi ho preso dappertutto, ma sai quanto voto ho fatto a Uniferi? A Uniferi sono andato, ho portato questa mostra, ho fatto adulti centenari, sì, a Sarule, adulti centenari, ho fatto processioni, sì, dappertutto, è difficile. Te decimo e te secondo. Beh, decimo non so, mai mancavo a Santa Greca. Prima andavo a domenica, ma non mi piace, andavo sempre su lunis. Se ti devo suonare, ti devo suonare. Allora, su lunis da intendo più come si può dire, Intimo. più ecclesiastica, mi capisci? Invece sta domenica Commerciali. è brava, è troppo. A me non mi interessa fare questo genere di voto. Poi andare a decimo, ho trovato tutti i beccicelli, se lungo il viaggio, anche la centenaria che è morta domenica l'avevo fotografata anche nella processione, per dire. Poi andando a Carnevale, a decimo lo stesso. A Carnevale è lo stesso, ormai mi conoscono tutti. E da Santa Rega, che è Sammento che volta là? Quando è la prima volta che c'è... E sarà 3 anni fa. Avevo fatto, ecco, bravo, anzi, ha fatto bene a me fare questa domanda. 3 anni fa, o 12, viaggiai cominciando a fregare i centenarius e dopo una ora saprò loco, chi tenia una centenaria e mi hanno detto, e dopo una ascolta, preconta che io ho Deodoro e da fotografo, ok, dopo una hanno contato, e si è andato, è morta a 104, bellina, da poco, da poco dopo pubblicavo pure questa intervista, anche se è morta, perché mi piace da fare. Faceva ancora i gomitolo su dell'ana, con l'arcolaio. Sì, l'ho fotografata con la figlia. Sto parlando di. Infatti di pubblicato su video l'aveva visto finza Attilio, l'aveva visto anche Attilio, perché con Attilio non questionava me, quando andiamo su, io su Saporti mi ospitante con loro, Giustamente. poi mi pausai, andavo bene con noi che di pausa, perciò devo mi sezzia in pullman, tanto mi bastava 2 ore per fare il voto, perciò non non di più a guidare. Quando è la prima volta che è andato a vedere Santa Rega, in sabita sua? E secondo me questi 2 anni fa, poi non so se sono. Mai. No, De Vitico no, no, De Vitico no, prima di fare il voto, no, forse sì, sì, prima di fare il voto, perché in questa ida io vivo 40 anni, però vivo a 8 anni su Castello Puro. No, secondo me se andavo prima di fare il voto pure per devozioni, andavo. Però non so che sapevo, quando ando a decimo, quest'anno non ci via, però ogni anno ho fatto una beccicetta, bellina, un amore, ed esti in sa pizzeria che due è di fronte a sa Gresia. La conosci questa pizzeria? Zaccaris. Bravo. Questa nonnina è di Desiliqua ed io da fotografo sempre. Invece o canno non è andata. Come ti mi avevo sa villa, no, no, ti vedi, no, no, non tenia gana. Ha detto, ma bellina, andava fatto foto con sa villa, con un nipote appena nasce. Andavo sempre da salutare, come ti arrivavo. E magari ho canno che ando da gatto, non è che, capito? Dovrebbe avere, non è anziana, dovrebbe avere
arrivando a 90 anni, però è bellina con sul viso, là, la classica nonnina. E poi il rito su questa vestizione, su cenabro, no? Non è mai andato a fare fotografie. Castia, non sei andato per mancanza di tempo, ma si ando, sono sicuro che certo, io no, ma mi conosci tutti tutti, non gli attendi problema se entrare in sacrestia o vuoi fare questa visione, allora, a volte non si riesce a fare tutto, beh, certo, però io sull'Unisi, Santa Greca è sempre. e come Sant'Efisio, Nora e Pula, ho provato Vince Giorgino, ho fatto, beh, poi a Pusegao, cavalcata non andò più, Redentori dopo il Covid, no, non vado più, Carnevali, ho fatto 10 anni di Carnevale Samugheo, 10 anni, però tanti centenari pure, Muravera 10 anni, Sagra dei Sagrumi, è una decina di centenari, per te quando mi muovo Beh, certo, più fai una De- cosa esatta. dopo va un viaggio e recupero, perciò festa e centenario. Certo, a Maronna. E faccio quello, esempi. Io andando in vacanza a Rosei, tengo due appuntamenti, giro a Cabras e fatto una di 105 anni, ora canto vai 106. E quando avanti, punta accanto da 100 anni da sera. Allora, dopo fotografare gente a 89 anni e funta arrivato a 100. Dopo fotografare gente a 94 e funta arrivato a 106. Poi tenante Capierino porta bene, però su cui comanda da recordare sì che sempre... No, questo mi piace da donare, ma sai quanto centenario sa per fotografare? A volte, mischino, a volte c'è quello pure che nanta... No, quando fai 100, no, sono un pago superstizioso, no, pensa sa... Però non ti pago, se. Sono punti paghissimi, perché io poi mi piace sottolineare quando mangio salvotto. Di no, castiai, dopo fotografare, castiai, poi a volte no, due fotografi non sono di morire uno. Una battuta, no? Sì. Sai? No, no. Qui adesso noi ci andiamo a Barica, ci andiamo 1,98, quasi 99, l'hai vista? Abita qui vicino. Poi ci andiamo una de 96, questa che mi ha salutato moi, che da conosco, si è andato a comprare un de 90 di gusta a Solemnis. Poi questa Francesca, non so se da Zaia, devo da conosco, de quando ha fatto voto, essa sfidata con i massaggi de Solemnis, con sua mamma, con suo babbo, perciò devo questo spicciochetto su speciali, sì, due fotografi sempre, a Sant'Efisio, in ogni luogo, non è che devo andare a separare, devo fotografare tutti, devo agatto su predi, volenti tutti poi, torrendo idee del Giorgino, passo, prima su Santo, e andiamo in due seminari. Pierino non si dà mai questa foto, mamma mia non basta ti centenario, e ho fatto la foto via a decina tra predi e seminari, beh ma lo faccio sempre, non ti faccio una questione di... Adesso ancora questionato dimostra. Beh, allora, quando nasce questa mostra mia, proprio da mia, mi hanno ti picano in giro tutti. E chi mi pica in giro? Da una ascolta, a chi ne dà bolibiri da bere, perché nasce a Seulu questa prima volta. Possa Rose Patenti di Seulu. E t'hanno via. È 11 anni. 11 anni. Da portare a Seulu in questa donna antica, bella, piccata, e venne sul mondo. Però non appena nulla, è venuto sul mondo, voi tanta presentata, eravamo ospiti in albergo, a Papai, su comune di San Massimo. È stato sul primo comune che mi dà portata in comuni, dopo in comuni, con i centenari su. Ma San Massimo, secondo me, è uno dei vita che pure mi ha apprezzato, presentare il libro, San Massimo, ha fatto ogni cosa, veramente. E poi di portata a Ustis, sempre torno in Barbaggia, poi dappertutto, Belvia, a Zara, a Meana, a Zara 2 volte, Lacconi, al Museo Emery, anche è stato un anno nella mediateca di Cagliari, un anno, e poi all'estero. Siamo stati a Ginevra, siamo stati in Germania, a Francoforte,
ho mandato questa mostra in Canada, poi sono stato male e non potevo pigliare questo aereo, non potevo fare viaggi in aereo lunghi e l'abbiamo mandata in Canada. Poi siamo stati sul circolo dei Sardus a Genova, bellissima, ci hanno accolto, non ti dico. C'ho dei bellissimi ricordi, guarda, veramente, quanto mi hanno apprezzato. Ti racconto questo. Sa signora del suo circolo, quando me ne sei andato, perché devo questa mostra non voglio mai di noi. Devo voglio un rimborso spesa, chi deve essere, chi deve dormire, chi deve papà e poi non pretendo albergo, mi basta su pranzo sabarada. Ok. Perciò cosa stavo dicendo, aiutami. Questa signora no, quando vi andando in Mindi, mi ha donato 250 euro di buono di benzina. Noi teniamo se venne a noi gratis come se venne lui. Perciò con questo in app girava lì che mesi. No, questi sono bei ricordi. È bella soddisfazione, sicuro. Grazie. Questa è una bella soddisfazione, sono dei bellissimi ricordi. Adesso sta a dirvi a Ausini, ospiti del paese, e ha fotografato 4 centenari, tra cui 3 maschi, rarità, 3 centenari umani. Poi ne tengo uno che mi fa il 100 su sede di giugno e dopo fotografarsi lì qua, sempre di Ausini. E poi si entra in 20 uomini, perciò coppietta, sa, con 70 anni di matrimonio, gente 98, 97, e tenia questa mostra in comune. Tenia questa mostra bellissima. Cioè, poi ha fatto sfoto di questa processione, poi quando sei ospiti, anche a Orroli domenica, faccio sfoto di questa processione, sul gruppo Volco, insomma, a chi ti ospita, no? E lo faccio sempre, capito? Beh sì, come se, lo faccio sempre. E noi su Maso è stata questa prima volta che hanno pieda. Questa è la seconda, no? Dite. Le mostre. E noi A Sommaso, la prima volta di Avosta in sa cantina di Villasuela. C'è una cantina antica spettacolare e di Avosta tutto con le spuntine dei disegni, bellissima. Poi dopo portata 3 o 4 volte a Elma, sa. Sì, anche 2 anni fa per Santa Caterina l'ho messa in tante case antiche belle. Ma San Massi fino a 2 anni fa ogni anno me la chiedevano per la saga dei carcioffi. Poi educatamente si hanno passato dopo una, così, dopo una signora, ascolta, Dio si ringrazio per questo affetto che tenete, però diventa brutto per me pure, tanto buono andare sempre a San Massi con questa mostra, ok, dopo che si è portata 3-4 anni di seguito, capito? Però questa signora mi comprendió e siamo andati d'accordo così, ma hanno portato un'infinità di orta, anche qui, anche a Semina, alla casa dei centenari, l'ho portata San Vassao. C'è la casa dei centenari dove io avevo fotografato una centenaria che è morta e l'hanno ereditata e i figli hanno trovato questa dom dei centenari. Bravo, c'è cosa moi pure. C'è cosa. Grazie. Ok. Grazie. No, grazie a vosatos. A lei poi le pubblico la foto e lo scrivo, perché a me mi piace. No, volentieri. Mi piace. È bello. Salutiamo a tutti. Grazie, è stato un piacere a incontrare a tutti.